Il programma di trapianto di cellule staminali all'Istituto Oncologico Veneto è attivo dal 2006 all'interno del reparto di Oncologia 1 nella sede di Padova, grazie alle stanze sterili che garantiscono la procedura autologa con la reinfusione al paziente delle proprie cellule staminali dopo un trattamento chemioterapico. Da oggi però queste stanze vengono potenziate con una nuova inaugurazione. Adesso con qualche accorgimento aggiuntivo, vuoi dettato dalla normativa, ma vuoi dettato soprattutto dalla consapevolezza che bisogna sempre migliorare, è stato aggiunto il flusso laminare a queste stanze che consente una maggiore gestione della patologia infettiva. 2 nuove stanze a bassa carica microbica necessarie visto il costante incremento dell'attività registrato in questi ultimi anni sia nella sede dello IOV di Padova che in quella di Castelfranco Veneto. È cresciuta molto l'oncoematologia di Castelfranco, soprattutto in quello che è la cura delle leucemie acute, che hanno come principale indicazione il trapianto da donatore, non hanno un'indicazione nel trapianto autologo. E noi in questo momento, come avete sentito prima, per completare il programma terapeutico della maggior parte dei pazienti con leucemia acuta, li riferivamo al centro di Mestre che ha collaborato tantissimo e ci ha aiutato molto, però la possibilità di renderci almeno parzialmente indipendenti è un'esigenza dal fatto che il numero di pazienti crescono. La gestione dei tumori solidi infatti richiede di aumentare le attività di trapianto cellulare da donatore e queste nuove stanze lo permetteranno allo IOV con un ulteriore salto di qualità nei trattamenti forniti ai pazienti. La prospettiva è quella di arrivare, l'obiettivo primario è quello di arrivare alla gestione dei tumori solidi con la parte cellulare. In questo momento non è ancora il percorso attuato, però noi siamo veramente a un passo dal farlo.